C'era stata pure una fiaccolata con a capo l'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, e il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, per dire no alla chiusura della Calcestruzzi Belice e al licenziamento dei lavoratori. Poi il ricorso contro la sentenza di fallimento dell'azienda gestita dall'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità, sentenza emessa lo scorso anno dal Tribunale di Sciacca. Nel frattempo i lavoratori hanno continuato la protesta con l'occupazione della struttura. Ebbene, adesso è arrivato il riscontro da parte della Corte d'Appello di Palermo che, accogliendo il ricorso, consente la ripresa dei lavori e il ritorno della serenità nelle famiglie di Montevago interessate dalla vicenda. La soddisfazione per il risultato dell'avvertenza si legge nel volto di quanti hanno lottato in questi mesi per assicurare il posto di lavoro a 11 padri di famiglia. La Calcestruzzi Belice era stata dichiarata fallita a seguito di una istanza dell'ENI che vantava un credito di 30.000 euro. Da qui il rischio per 11 lavoratori di ritrovarsi senza un sostegno economico. Come è noto, il cardinale Montenegro avrebbe voluto saldare lui il debito e chiudere così la vertenza. La decisione dei giudici della Corte d'Appello di Palermo fa tornare il sorriso soprattutto nelle case dove è stato vissuto un vero e proprio dramma.